Siamo contenti di vedere tantissime persone qui per noi, o meglio, noi siamo qua per voi in realtà. Comunque io sono Giulia e vi presento il Coro Luce. Vi racconto brevemente la nostra storia. Il Coro Luce è nato nel 2004 come attività di intrattenimento per il gruppo giovani presente nella Chiesa Evangelica di Marostica. Con il passare degli anni il gruppo ha iniziato a scoprire qualche piccolo talento, sono emersi dei talenti ed è così che il coro ha iniziato a trasformare queste occasioni in momenti di evangelizzazione proprio attraverso il canto gospel. Abbiamo iniziato a organizzare alcune serate nelle chiese, nelle case di riposo della zona, fino a che nel 2010, in piena estate, abbiamo avuto il nostro primo vero e proprio concerto in Piazza degli Scacchi a Marostica. Ed è così che siamo diventati un po' più conosciuti, diciamo. Da quel momento l'attività del coro è cresciuta sempre di più, proprio per questo motivo, e da quel momento in poi ogni Natale non, o meglio il periodo natalizio, ci esibiamo nei centri commerciali, nelle chiese, nei teatri, ovunque il Signore ci apra la possibilità. Però quello che vorrei dirvi di più importante ancora di questo è il nostro obiettivo, che è proprio quello di evangelizzare, di raccontare attraverso il canto della grazia e della salvezza che solo Cristo può dare all'intera umanità, proprio attraverso il sacrificio sulla croce per ognuno di noi. Abbiamo scelto di chiamarci Coro Luce proprio per questo motivo, per sottolineare come la luce di Dio illumini i nostri volti, i nostri cuori, e quello che noi vogliamo fare proprio a voi è trasmettere questa luce in modo che diventi vostra. Vi auguriamo che possiate anche voi ricevere Cristo nel vostro cuore. Buon ascolto a tutti, ecco a voi il Coro Luce.
Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera. Allora, io e Veronica presenteremo questa sera un po' i canti che sentirete. Questi primi 3 vi hanno aperto, diciamo, a questo concerto gospel, però abbiamo il piacere appunto dare qualche spiegazione, farvi comprendere anche il significato dei testi, anche perché molte canzoni sono in inglese. È stato un viaggio lungo, questa è l'ultima tappa dei concerti e alcune persone ci hanno seguito più volte e diamo il benvenuto a chi è qua per la prima volta. Il prossimo canto che sentirete si intitola Gerico. Questo canto ci parla delle difficoltà, dei muri, dei problemi che possiamo incontrare nella vita. A tutti capita di avere una situazione dove veramente vediamo davanti un muro, il vuoto. E il canto Gerico proprio ci parla della battaglia che è avvenuta a Gerico, che si narra nel libro della Bibbia di Giosuè, in cui le mura di Gerico crollarono al suono delle trombe e fecero entrare il popolo di Israele. Cosa ci vuole insegnare il Signore? Che nelle difficoltà, se mettiamo ai Suoi piedi le nostre speranze, riponiamo in Lui la fiducia che Lui può compiere, può liberarci, il suo miracolo poi avviene. E questo canto vi parlerà proprio di questo. Il canto seguente invece si intitola Old Church Choir e parla della gioia che noi proviamo di quando incontriamo Gesù, no? Pensate alla gioia che abbiamo quando magari ci svegliamo un giorno, dovrebbe essere una giornata comune, invece succede qualcosa di straordinario. Quanto siamo felici di quella cosa nuova che ci capita, di quella gioia, di quel qualcosa che ci sconvolge la nostra quotidianità in positivo. Bene, questa canzone vi parlerà proprio di questo, della gioia che c'è nell'incontrare il Signore, dell'affidarsi a Lui, anche nelle brutte situazioni o anche negli alti e bassi appunto della nostra vita. Non so se ci avete fatto caso prima, o se no potete leggerlo adesso. Il titolo dei nostri concerti è appunto Joy to the World, che parla appunto della gioia che arriva attraverso il Signore, la gioia che appunto anche noi e il coro vi vogliamo comunicare questa sera. Poi seguirà un altro canto molto conosciuto, Amazing Grace. Questo canto è un canto cristiano che si sente spesso, però la storia che ha portato alla scrittura di questo canto è molto bella. È stata scritta da John Newton, che è stato un commerciante di schiavi neri. Lui nella sua vita a un certo momento è stato toccato dal Signore, completamente liberato dal peccato, perché lui veramente viveva nel peccato. E in questo canto proprio le parole dicono che lui ha aperto gli occhi, è come se avesse iniziato a vedere, ed è stato completamente liberato dal Signore. Ha voluto dedicare questo canto, che è proprio meravigliosa grazia, proprio per ringraziare il Signore, perché l'ha perdonato e gli ha fatto un dono meraviglioso, quello del perdono, e gli ha dato quella pace che solo il Signore può dare, perché dimentica la vita passata, ma ce ne dà una nuova, e veramente di serenità e di pace. Buon ascolto. Buon ascolto. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Gedeone, grande giudice, uomo proda il vostro re Saul, ma nessuno come Giosuè quel giorno a Gerico. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Con la lancia in mano griderà, la battaglia è vinta oramai, ed arriva fino a Gerico, la battaglia è vinta ormai. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. E le trombe si diffondono, Giosuè comanderà di gridare sempre, sempre più, e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù, e le mura cadono giù, e le mura cadono giù. Gerico, 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 Gerico. There's revival, and it's spreading like a wildfire in my heart. Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. When the violence that I want turn to mountains that I can climb. Oh, you are with me, never leave me. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Clap your hands and stop your feet till you find the gospel, because it's all you ever need. All you ever need. Clap your hands and stop your feet till you find the gospel, because it's all you ever need. All you ever need. I've got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Oh, there ain't nothing gonna steal my joy.
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that took my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear the hour I first believed. Io voglio narrar con grato cuore il don che Dio mi fece, mentre ero sol e in gran dolor salvezza mise in me. Dolor non più.
Pace a tutti. Spero per essere breve e veloce. Voglio portare la mia testimonianza a quello che il Signore mi ha fatto per me. Chi non mi conosce, mi chiamo Nazima, vengo da una famiglia da fede musulmana. Mia mamma è molto religioso, tantissimo, e mio papà un po' così così, non era tanto della fede musulmana, tanto severo. Sempre mi diceva da piccola, ma papà, che esiste un Dio, non esiste religione. E io sono cresciuto su questa, che mio papà sempre mi diceva queste parole qua, che esiste un Dio, non esiste una religione. E sono andata avanti. Mia infanzia è passata abbastanza bene perché ero bene con la mia famiglia, non avevo mai problemi, difficoltà, niente, andavo bene nella mia vita. Finché a un certo punto sono sposata a 19 anni perché mia mamma voleva. Era mia mamma che voleva per forza che mi sposassi, non voleva lasciarmi fare la mia scelta da sola. E io avevo un desiderio che sempre volevo andare lontano proprio perché questa imponente della mamma che sempre fa come vuole lei e volevo andare lontano, lasciare la famiglia. Il matrimonio è durato pochissimo perché non era benvenuta e io l'ho lasciato a Mauritius quando il matrimonio è finito, l'ho lasciato a Mauritius. Ho lasciato tutta la mia famiglia all'isola, sono venuto qua in Italia da solo, non ho nessuno qua, non ho mamma, non ho papà, non ho fratelli, sorelle, nessuno. Ho cercato di fare la mia vita qua, sono andata avanti, scusami se piango perché sono tanto emozionata. Sono venuta in Italia, ho cominciato a vivere, andare avanti, lavorare qua tranquilla. Sono conosciuta anche un altro uomo, sono sposata, sono andata avanti finché a un certo punto l'ho deciso, mio papà è morto, ho perso il papà, avevo una figlia a Mauritius che ho lasciato con loro. Finché a un certo punto ho deciso di portare la mia famiglia, mia figlia qua, la più grande, aveva 14 anni, ho avuto un'altra bambina che adesso è con me dentro la chiesa qua e l'ho portato mia figlia grande qua e là ha cominciato le battaglie dentro le famiglie che mio marito con mia figlia non ci andavano mai d'accordo e io ero in mezzo a due fuochi dove stare, a parte di mio marito, da parte di mia figlia. E questo qua mi ha portato una brutta depressione. Sono caduta nella depressione, sono andata a finire in ospedale, mi hanno chiusa dentro la psichiatria. Per 6 mesi. Cioè non era, non so spiegare che cos'era. Dopo i medici hanno detto che devo ritornarmi a casa perché mi manca la famiglia. Mia sorella è venuta qua, mi ha portato via, però qua avevo mio marito, avevo 2 figli che l'ho portato, la grande a 14 anni, la piccola che aveva sui 6 anni. Vado a Mauritius e sto là. 3 mesi sono stato a Mauritius, però non mi bastava. Piangevo sempre perché mi mancava ancora la famiglia. Io sono una che amo la famiglia, voglio la mia famiglia unita.
E sono tornato di nuovo a Mauritius, in Italia, con la mia famiglia. Ho cercato per andare avanti. Nel frattempo mia figlia grande si è andata via da casa. Si è andata via da casa, non voleva restare più con mio marito, con me in casa. E mi ha crollato il mondo. Non ce la facevo più, perché avevo un sogno per lei. Vedere andare via così mi ha fatto tanto male. Sempre depressione, alta, brutta, medicine, gli psicofarmaco, andare avanti dagli psicologo, dappertutto. Andare in chiesa, io andavo in chiesa anche se ero fede musulmana. Entravo dentro la chiesa cattolica, mi sedevo là 4 ore. Andavo a lasciare la piccola scuola, andavo dentro la chiesa 4 ore, aspettavo, Signore dove sei? Cosa posso fare? Non so come uscire da questa situazione. Cosa devo fare io? Come faccio a portare mia famiglia? Vengo a casa, tutti i giorni ero così, la storia, non andavo a lavorare perché ero in malattia. Finché un giorno, a casa, tranquilla, senza niente, una mia amica che abita a Francia mi chiamò, mi dice: Nazima, come stai? Ho detto: male, io non dormo di notte, non vivo, io voglio vivere, non posso andare avanti così, è troppo difficile. Mi fa: non fa niente, ascolta, facciamo una preghiera. Lei non lo sapevo, da 15 anni che lo conosco a questa ragazza, non lo sapevo di che fede era, che cosa era, però mi ha detto: preghiamo. Ho detto: cosa vuoi che preghiamo? Io vado in chiesa, mia famiglia ha pregato tantissimo, Lisa, cosa faccio? Non lo so. Quale psicologo, i medici, medicine, sempre farmaco, non sopporto queste cose qua. Mi fa: no, dai, preghiamo, tranquilla. Ho detto: vabbè, vuoi farmi una preghiera? Falla. Io ho detto: la Signore si è messa su mano, io sono venuto in Italia, il Signore lo sa perché sono venuto qua da sola, il Signore lo sa perché qua non ho la famiglia, perché mi ha portato qua, perché per fare conoscere a Lui. Io ho conosciuto Gesù in quel momento che mi ha detto: sediti, mettiti mani nel cuore e io prego per te. E pregato solo nel nome di Gesù. Dico: Signore, quel momento sembra qualcosa, è un miracolo che mi è successo. L'ho preso, l'indomani ho dormito tutta la notte senza un goccio, senza un farmaco. Tutta la notte ho dormito, l'indomani mi chiama di nuovo, mi fa: come stai? Ho detto: guarda, da un mese che non dormo così, grazie. Mi fa: facciamo un'altra preghiera. Ho detto: va bene, facciamo un'altra preghiera. Cosa ti deve dire? Se mi hai fatto bene, allora facciamola. Facciamo un'altra preghiera. Mi ha fatto seduto così tramite Skype. Abbiamo fatto un'altra preghiera. Allora mi fa: Nazima, perché non vai in chiesa? Ho detto: vado in chiesa, io vado in chiesa. Ho detto: vabbè, cerca la chiesa cristiana. Quale chiesa cristiana? Io vado in chiesa cattolica. Quale chiesa cristiana? Non lo sapevo io, questa fede, cristiani, qualcosa, non lo sapevo niente su questa. E cerco la chiesa nell'internet. Con internet sono andata nella chiesa a Atene e là sono battezzata. L'ho preso dopo un anno, l'ho letto, sono andata in chiesa, il pastore mi ha detto: cosa devo fare? Io amo mia famiglia, cosa devo fare io? Perché tutti quanti andranno incontro, io cosa devo fare? Ha detto: tu leggi la Bibbia e poi decidi. Mi ha dato la Bibbia dentro il mano, mi ha detto: comincia a leggere. Io ho cominciato a leggere. Io dico: mio papà mi ha detto una parola: esiste un Dio, non religione. Un Dio che ha fatto un uomo e una donna, un Dio che ha fatto il cielo. Io comincio a leggere la Genesi, ho letto questa frase qua, subito penso a mio papà, perché mio papà mi ha detto queste parole qua, perché io ho letto anche curando. L'ho letto, non c'è le parole belle come c'è nella Bibbia. Io non so la Bibbia, certe volte lo dico,
è una... Per me è un psicofarmaco, è il mio psicofarmaco la Bibbia. Cioè, leggere la Bibbia per me è bellissimo perché è difficile per me per capire, perché sono straniera e leggere in italiano una Bibbia per me non è facile, parole molto difficili, però è bellissimo, è una cosa molto bella. Io dico Signore grazie perché oggi Lui mi ha salvato tra una malattia, mi ha tolto, io ho preso tutto il psicofarmaco, sorelle, l'ho buttato via, oggi 9 anni, quasi di più forse, io non prendo neanche un farmaco, l'ho preso e il medico sono arrabbiati, ha detto non puoi toglierti il psicofarmaco così, devi andare piano piano, ho detto io non ho bisogno, basta, l'ho preso tutto, l'ho buttato via. La vita oggi non è facile, è molto difficile anche adesso. Non vuoi dire che io ho conosciuto Gesù, andrà tutto liscio, bello, tranquilla. Alla fine io volevo portare la mia famiglia in chiesa. Mia figlia grande non vuole sentire, mio marito si è andata via da casa, non voleva, la piccola vieni, ringraziamo il Signore. Io sono contenta, la vita è difficile, ci sono tante cose, alti, bassi, difficoltà. Da solo portare una figlia avanti, stai studiando. Non è facile, però so c'è Gesù con me che mi porta avanti e ogni mia battaglia è sua. Io so che andrò avanti, anche se non sono da sola, ce l'ho la Chiesa. Ringrazio la Chiesa, ce l'ho tante sorelle e fratelli. Ringrazio a tutti che sono qua sempre, se ho bisogno, vado a parlare con loro, c'è sempre un confronto, una bella parola. E niente, grazie che mi avete ascoltato e sono contenta. Pace. Grazie davvero tanto Nazima per la tua testimonianza. È una testimonianza molto toccante, ma mentre la riascoltavo pensavo che Gesù è davvero semplice, perché ha ascoltato la richiesta di Nazima, che lei con tutto il suo cuore le ha chiesto di aiutarla e ha messo davanti ai suoi piedi le sue difficoltà, aveva perso tutte le speranze. Il Signore l'ha ascoltata con semplicità, non ha fatto preghiere strane, si è fatta guidare e il Signore l'ha ascoltata. E questo ci insegna davvero tanto, che Gesù è un Dio personale e proprio si collega al prossimo canto che ascolteremo, che è My God is Real. Appunto, il nostro Dio, il mio Dio è reale, è vivente, anche se non lo vediamo. Lui ci ascolta, ci sente, lo possiamo percepire, come è successo per Nazima, ha ascoltato la sua voce e ha accolto la sua richiesta. E questo canto ci vuole proprio ricordare questo, che lui è presente, ascolta il nostro grido, ascolta le nostre difficoltà. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma non ha risolto subito le cose, Dio ha i suoi tempi, però bisogna avere fede e fiducia che lui veramente ci ascolta e può veramente fare piccoli e grandi miracoli nella nostra vita. Il canto successivo si chiama appunto Oh Happy Day, che penso che è un canto che tutti quanti abbiamo sentito almeno una volta nella vita. E come dice il titolo, parlerà appunto del giorno felice, come è stato appunto anche per Nazima, giorno in cui si incontra Gesù, si chiede il suo aiuto, si chiede il suo intervento, lo vogliamo conoscere, in cui prendiamo la decisione appunto di volerlo conoscere e farlo entrare appunto nella nostra vita. E questo canto ci parla anche di come Gesù ci aiuta a combattere le nostre battaglie ogni giorno e di come ci insegna appunto a pregare, a lottare e appunto a combattere anche i nostri peccati. Buon ascolto.
just can't go. But there's one thing, oh, there's one thing I truly know. My God is real, for I can feel Him in my soul. Yes, my God is real. My God is real. He is so really my soul. In my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you gold. My God is real, for I can feel in my soul. Hallelujah. I can tell you how you felt that night down at the altar when Jesus washed. He washed your sins away. Oh, but I can tell you since that day, hallelujah, since that day and since that hour, my God has been real. For I can feel His holy power. Yes, my God, He is real. My God, I'm so glad tonight. He is so really my soul. In my soul, my God, He is real. For He has washed and made me whole. His love for me, oh, His love for me, His love you know. My God is real, for I can feel in my soul. His love for me, His love for me is like you know. My God is real, for I can feel way down deep in my
and pray. Yes, we rejoice. We rejoice in Him every day. Oh, He taught me how to watch, fight and pray. Come on and sing about the happy day. Yes, we rejoice. We rejoice in Him every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. Oh, happy day. He washed my sins away. Oh, happy day. Hallelujah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day, happy day. Oh, 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 happy day. Caro Dio, grazie perché hai scelto di amarmi, mi hai voluto. Sei il Padre perfetto, pieno di bontà e compassione. Anche se a volte non vedo quello che stai facendo, so che le tue mani stanno tracciando ogni passo che devo intraprendere. Anche nei momenti peggiori, so che ci sei, che mi proteggi. Anche quando mi arrabbio, mi lamento, tu non ti irriti, ma con calma mi parli dolcemente. Sei il mio rifugio in ogni tempesta e la mia pace quando provo un'ansia incontenibile. Tutto ciò che mi regali è prezioso e ogni giorno non è mai uguale con te. Sei l'autore perfetto. Tu hai scritto un finale meraviglioso per ognuno di noi e hai dato tutto ciò che era importante per salvarmi. Mi hai insegnato la speranza. È incredibile quanto si possa amare qualcuno che non si vede, ma è completamente presente. Grazie, perché anche quando potresti non rispondere e lasciare perdere tutto ciò che mi riguarda, tu continui a mostrarmi la tua pazienza e il tuo amore. Oggi non voglio chiederti niente, né preoccuparmi. Oggi voglio solo dirti grazie di esserci. Grazie, Padre. Come ha letto Arianna, Gesù c'è anche appunto in quei momenti di debolezza, in quei momenti in cui abbiamo difficoltà appunto nella vita e non ci abbandona se appunto decidiamo di chiamarlo e di chiedere appunto il suo aiuto, la sua mano. Infatti il prossimo canto si chiama He Set Me Free, che parla di come Dio ci aiuta a superare quei vizi, quelle brutte abitudini. E come c'è scritto appunto in Giovanni 8,32, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Poi il coro vi presenterà un altro canto che si intitola Agnus Dei. Questo è un canto veramente meraviglioso che ha una melodia veramente che tocca il cuore. Ci parla proprio dell'agnello di Dio, che è simbolo di purezza, di umiltà, ma anche di sottomissione.
Buon ascolto.
For the Lord God Almighty reigns. Adesso vi vorremmo presentare l'opera di Porte Aperte. Noi, come ogni anno, appunto il Coro Luce della Chiesa Evangelica di Marostica decide di sostenere un ente, un'associazione. Quest'anno abbiamo deciso di sostenere appunto l'ente Porte Aperte, o meglio conosciuto a livello internazionale come Open Doors. Pensate che appunto è attiva, una missione attiva dal 1955. La sua missione principale è dare supporto ai cristiani perseguitati in giro per il mondo. Ad oggi Open Doors appunto dà sostegno e opera in più di 60 paesi, dalla Cina al Medio Oriente, passando poi per l'India e dall'America Latina, infine anche per l'Africa. Ogni anno questo ente stila una classifica in cui vanno a guardare i paesi in cui c'è più persecuzione appunto al mondo. Pensate che appunto nei primi posti di questi 50 paesi troviamo appunto nazioni come la Corea del Nord, la Somalia, l'Iraq, Siria, Iran, Afghanistan.
tutti stati che forse non ci sorprende appunto sentire, però ci sono anche altri appunto stati in cui ovviamente i cristiani subiscono torture, vessazioni, sparizioni, oppure nei casi più gravi appunto ci sono anche delle uccisioni. Ma la lista appunto continua e ci sono anche alcuni stati che potrebbero essere strani da sentire, come potrebbe per esempio essere le Maldive, una meta anche turistica dove molti dei nostri connazionali vanno a fare le vacanze. E poi abbiamo le imponenti Cina, India, che stanno diventando sempre punti di riferimento per il commercio e l'economia mondiale. E poi continuiamo la lista con il Marocco, Libia, Eritrea, Etiopia, passando invece per il Kenya e l'Egitto, senza appunto non dimenticare l'Algeria, la Nigeria, la Mauritania e il Sudan. Porte Aperte ha soccorso milioni di cristiani e ha provveduto sostegno spirituale e legale dei prigionieri, vessati e perseguitati unicamente per aver manifestato la loro fede cristiana, offrendo inoltre aiuti economici alle loro famiglie e alle famiglie dei martiri. In questo momento opera attraverso moltissimi progetti, come aiuti umanitari di prima necessità, programmi di sviluppo socio-economico, costruzione di infrastrutture utili alle comunità locali, sostegno alle vittime e distribuzione di Bibbie e materiale informativo cristiano laddove non si possa reperire per mancanza delle più elementari libertà religiose e di espressione. Inoltre opera nei paesi liberi, affinché si diffonda nell'opinione pubblica nazionale una sempre maggiore consapevolezza sulla condizione dei cristiani in queste nazioni. Tutte le info necessarie le trovate sul sito www.porteaperteitalia.org. Questa settimana, precisamente mercoledì, è stata presentata la nuova lista della World Watch List. Vi invito ad andarla a vedere nel sito. È stato un evento a livello nazionale, ne hanno parlato proprio perché hanno parlato di come cristiani continuano a essere perseguitati, ma noi li vogliamo sostenere perché noi siamo privilegiati a poter esprimere la nostra libertà religiosa, a poter lodare, pregare il Signore, ma nelle cose più semplici, in casa, nelle nostre chiese, ovunque noi possiamo manifestare la nostra fede. Noi come Chiesa vogliamo chiedere a voi un aiuto, se avete nel cuore di sostenere questa missione all'esterno, quando uscirete troverete una cassettina per poter lasciare un'offerta. Vi chiediamo di poterlo fare se ve lo sentite, vi ringraziamo per questo. Infatti il nostro concerto si concluderà con l'ultima canzone che ha come titolo I Have Decided, che parla della decisione che un cristiano appunto prende quando decide di seguire Cristo. Perché come tante volte ci ricordiamo, cristiani non si nasce, cristiani lo si diventa nel momento in cui si decide appunto di seguire Gesù, in cui si prende questa decisione e si decide appunto di cambiare vita. Questa canzone appunto parla di come cambia la vita, di quando si ha Gesù nella propria vita appunto, di come la vita diventa piena di umiltà, di gioia, appunto anche negli alti e bassi, come dicevo prima. Perché ricordiamoci, essere cristiani non significa che andrà tutto bene, anzi, penso che ognuno di noi abbia avuto dei momenti abbastanza difficili nella propria vita, però avremo appunto quel sostegno e quella mano per affrontare tutto. Io ho deciso
I'm rich or I'm poor, I'll be at your side till my days are no more. I stand for your truth, I live for your holy name. In all that I say and do, Lord, I'm gonna give you all my Giratevi, guardate, c'è un piccolo filmato di dove siamo stati. Grazie a Dio. Siamo andati a predicare nelle carceri.
applauso. È solo per la grazia di Dio. È Lui che apre le porte, anche quelle delle carceri ci ha aperto. La paura era se uscivamo da lì. Cantavamo a che ora abbiamo iniziato? Alle 2 del pomeriggio abbiamo iniziato a entrare alle 9 lì. E comunque credo che sia stato, confermatemi, il più bello. Anche se abbiamo avuto teatri 500, 450, 500 persone, ma nelle carceri abbiamo visto la gloria di Dio. Abbiamo visto persone di varie etnie, di varie religioni cantare con noi, abbracciarsi. Perché noi crediamo che dove entra lo Spirito di Dio c'è liberazione. Nella lode c'è liberazione. Quando un popolo si unisce per lodare il Signore c'è una grande liberazione. Lo abbiamo imparato personalmente. Vedete, più volte è stato detto questa sera dalla testimonianza di Nazima, anche quello che abbiamo ascoltato. Noi non cerchiamo proseliti e neanche predichiamo una religione. Noi predichiamo Cristo, che è l'unico che può salvare la vita dell'uomo, che può redimere la vita dell'uomo. Gesù Cristo ha dato la sua vita e come abbiamo sentito anche quello che aveva detto Veronica, che Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non conoscere una religione, ma conoscere Gesù, avere un rapporto personale con Gesù. Egli è vivente, è risorto. Quanti conoscono Cristo risorto? Quanti possono dire: io mi sono incontrato con Cristo risorto? Perché Paolo dice: vana è la tua fede se tu non credi che Cristo è risorto. E Vittorio Messori, uno dei scrittori cattolici, che lo apprezzo tanto, lui dice: non importa di quale religione, denominazione cristiana tu faccia parte, ma se tu non ti sei incontrato con Cristo risorto, vana è la tua fede. In cielo non ci sarà, sapete, le varie religioni. In cielo ci sono tutti coloro che hanno sperimentato Cristo Gesù nella propria vita, lo hanno accettato nel proprio cuore e lo hanno fatto Signore e Salvatore della propria vita. Tutti coloro, dice la parola di Dio in Apocalisse, c'erano tutti quelli che avevano lavate le proprie vesti, cioè la nostra anima, nel sangue dell'agnello. Ed erano miriadi e miriadi davanti al trono di Dio che lodavano Gesù e che dicevano: degno, degno, degno è l'agnello di Dio, santo, santo, santo è. Noi questa sera abbiamo cantato perché i nostri canti, spero che l'abbiate notato, sono lodi. È una lode al Signore. Noi non cantiamo, non recitiamo, noi lodiamo il Signore. E si vede quando una persona recita o quando una persona loda il Signore. Quando una persona loda il Signore vuol dire che lo ha sperimentato, perché in quel cantico, per me uno dei più belli che loro hanno cantato questa sera è Amazing Grace. Io vo' narrare la storia di quest'uomo che vendeva schiavi, li ha portati sulla sua nave, eppure lui inizia a raccontare in questo cantico: io voglio raccontarvi, voglio narrarvi che io ero schiavo e vendevo gli schiavi, ma Cristo mi ha liberato. E quando inizia quel coro che dice: dalle catene mi liberò, io salto dalla gioia, perché Cristo l'ha fatto anche con me. Non so se l'ha fatto con te, ma dalle catene mi liberò, dalle catene della paura, le angosce, le preoccupazioni, la paura del morire. Che cosa sarà dopo la morte? Io non lo so quanto tempo avrò su questa vita, chi lo sa? Nessuno di noi lo sa. Però io so, come dice l'Apostolo Paolo, vivere in Cristo, il morire mi è di guadagno. Vado con il Signore, vado a vedere Gesù a faccia. Tanti abbiamo paura di lasciare questa terra, invece dovremmo dire: Signore, vieni, che io possa vedere la tua gloria, un giorno la vedrò. E vivere con questa speranza nel nostro cuore è la cosa più bella che possa esistere.
Voglio prendervi solo alcuni versi di un salmo a me molto caro, il Salmo 84, che dice così, alcuni versi soltanto. Beati quelli che trovano in te la loro forza e che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in un luogo di fonte e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizione. Lungo il cammino aumenta la loro fede e compaiono infine davanti a te in Sion. La valle di Baca in ebraico è una valle di lacrime. E si attraversava, e noi tutti quanti noi nella nostra vita, chi più chi meno, a volte attraversiamo una valle di lacrime. Chi ha perso un figlio, chi ha perso un marito o delle situazioni difficili, attraversi quella valle di lacrime. Il salmista qui dice: beati quelli che trovano in te la loro forza, perché in quel momento nessuno ti può aiutare, ma uno ti può aiutare. Se tu hai fatto un'esperienza con Gesù, lui ha detto una cosa prima di scendere al cielo. È l'eredità più grande che ha potuto dare ad ognuno di noi. Lui non era ricco, non aveva nulla quando è venuto su questo mondo. Chi portava la borsa, che era uno dei suoi, lo ha venduto. Ma Gesù ha detto: io vi lascio la mia pace, quella pace che il mondo non vi può dare. E quella pace ogni giorno ci accompagna, quella pace è vicino a noi. Quella pace, quella serenità, nel momento del bisogno, nel momento della necessità. Quante volte l'ho invocato, l'ho chiamato, anche di notte, in un orario dove il migliore amico, la persona più vicino a te, mi sono trovato in ospedale, mi sono trovato anche come pastore, mi sono trovato in alcune situazioni a dire: Signore, adesso che cosa posso dire a questa persona? E sono arrivato lì, ho visto il suo volto che era raggiante, in mezzo a una situazione così difficile. Sapete perché? Perché il buon pastore, Gesù, è arrivato prima di me e ha consolato quel cuore. Allora ci siamo potuti abbracciare. Allora la vita del cristiano non è, come abbiamo sentito qui, qualcosa di cui tu nasci in una famiglia cristiana. No, anch'io sono nato in una famiglia cristiana, ma poi ho dovuto fare la mia esperienza con Cristo. Ho dovuto aprire il mio cuore al Signore, ho dovuto piegare le proprie ginocchia e ho dovuto chiedere perdono dei miei peccati. E ho detto: Signore, entra nella mia vita, lavami con il tuo prezioso sangue, fai di me un tuo figliuolo. E Lui mi ha riscattato, ha preso il mio cuore, mi ha dato una gioia di vivere. Ogni giorno io vivo perché Lui vive. Tutto quello che noi sentiamo nel domani, in questo anno, quello che potrà accadere, è bello sapere che la nostra vita è nelle mani di Dio. Non è nelle mani dei politici né degli uomini, ma è nelle mani di Dio. E nelle mani di Dio siamo al sicuro. Egli ancora una volta, sapete, qualcuno ha fatto uno studio, quante volte, a me mi piace la numerologia biblica, qualcuno ha visto che nella Bibbia quante volte è scritto non temere. Non temere. Sapete quante volte è scritto nella Bibbia non temere? 366. Quest'anno è l'anno bisestile e il Signore non si è dimenticato dell'anno bisestile, se no quest'anno non sarebbe stato con noi. Ma 366 volte è scritto non temere. E io ogni volta me lo ricordo, quando succede qualcosa, sento e dico: grazie Signore, perché anche oggi tu mi dici non temere, perché io sono con te. E questo è quello che fa la differenza tra un cristiano nato di nuovo e un religioso che frequenta una chiesa ma non ha ancora sperimentato Cristo, non ha ancora fatto un'esperienza personale con Lui. Sapete, Gesù ha detto un giorno: le mie pecore conoscono la mia voce. E io ascolto la voce delle mie pecore. Allora questa sera quello che voglio dirvi: dovunque siamo stati, abbiamo raggiunto quasi 2000 persone, abbiamo predicato questo, abbiamo detto non importa, l'importante, noi vogliamo dirti che ci siamo incontrati con Cristo e Cristo ha cambiato la nostra vita. Ognuno di loro potrebbe darvi la propria testimonianza di come Cristo ha cambiato la vita, e la cosa più bella è sapere che il mio domani è nelle mani di Dio. Ho affrontato diversi interventi, ma era bello quando sono entrato in sala operatoria,
ho detto ai dottori: permettete che facciamo una preghiera? Mi sapevano che ero un pastore. Sì, pastore, lei prega. E allora ho fatto una preghiera che guidasse i medici e poi alla fine ho detto: Signore, la mia vita è nelle tue mani. Se io non uscirò da qui, io so che mi incontrerò con te. E lo hanno ascoltato i medici. Hanno ascoltato. È bello far sapere quando uno è cristiano che realmente possa testimoniare della fede vera, genuina in Gesù Cristo. Perché Cristo ha preso la mia vita, l'ha pagato a caro prezzo su quella croce, perché lì dovevo esserci io. Invece Cristo è morto per me e ha dato la sua vita per me. Abbiamo sentito, poi non vi rubo altro tempo, abbiamo sentito questo ultimo cantico: ho deciso di seguire Cristo. Questo canto è stato scritto e chi lo canta nella Chiesa perseguitata. Abbiamo parlato di porte aperte, anzi vi ringraziamo per l'offerta, le abbiamo raccolte in tutti i posti dove siamo stati, abbiamo raccolto l'offerta e noi la devolveremo a porte aperte, dove ci sono i nostri fratelli cristiani perseguitati, sottolineo, cristiani perseguitati, dove loro rischiano la vita, anzi vengono picchiati, torturati, perché tengono la bandiera di Gesù Cristo in alto e dicono apertamente: ho deciso di seguire Cristo. Anche quando gli hanno uccisi i figli, li hanno sterminato, la famiglia, moglie, mariti. C'era una donna che ho conosciuto in uno di questi incontri di porta aperta, che era dell'Itrea. Helen, dentro i container. Aveva un'ora d'aria al giorno, 60 di loro chiuse nei container, cristiani. E lei usciva un'ora al giorno per fare la pipì. Ma ai cristiani non gli era dovuto di guardare il cielo, perché appena guardavano il cielo venivano frustati in faccia, e lei aveva la faccia con le fruste, una bellissima donna, una cara sorella, frustata in faccia. E lei usciva là soltanto e lei doveva guardare a terra e non gli era dovuto neanche di bere l'acqua, lei doveva prendere l'acqua piovana, quello che cadeva a terra, quello doveva bere. E lei apertamente diceva: il Signore tutte le notti veniva a trovarmi dentro a quel container. Io vedevo una luce e Gesù era lì con me, ma io non ho rinnegato Cristo. Io ho detto: io seguirò Cristo Gesù. Voi potete togliermi anche la vita, ma non potete togliermi l'anima, perché la mia anima appartiene a Gesù Cristo. E io andrò con il Signore. E questa è una cosa meravigliosa. E io questa sera voglio trasmettertelo. Voglio dire, se non hai ancora fatto un'esperienza con il Signore, grazie che sei qui questa sera. Ma non è soltanto un concerto gospel. Gospel vuol dire Vangelo. E allora questa sera io spero con tutto il cuore che ti abbiamo potuto annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo. Andate per tutto il mondo. Gesù ha detto prima di scendere al cielo: predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto è già condannato. Ma non è condannato dai suoi peccati, è condannato perché non ha accettato che Cristo Gesù è venuto in questo mondo per salvarlo. È così semplice. Se lui avesse detto che ognuno di noi per essere salvato avremmo dovuto scavare l'Everest, ci sarebbe una fila, perché almeno te lo sei guadagnato, ma invece lui ha guadagnato ogni cosa. Su quella croce, prima di morire, ha detto: tutto è compiuto. E in tutto il compiuto, in quelle parole c'eri tu e c'ero io, ognuno di noi. Gesù ha detto: io sono la via, non c'è nessun'altra via, ricordatelo, per andare in cielo. Gesù è la via. Io sono la via, la verità e la vita. E noi abbiamo conosciuto la via, la verità e la vita. Che Dio vi benedica. Arianna, cosa dici? Io vorrei ringraziarvi tutti, ovviamente anche il pastore. No, non può finire così un concerto. Mi sono dimenticata qualcosa. Certo. C'è qualcuno che ci ha anticipato. Ma io pensavo già di andare a casa, No, tutti no. quanti, salutarci, andare a casa, no? No. Ho sentito... Siete d'accordo nel chiedere? Quindi... Coro bis! Vi cantano un canto che ha una parola breve, Amen. Quindi vi invitiamo a cantarla assieme a noi.
Cosa dite? Ve li presentiamo questi meravigliosi cantanti, tutto il coro. Allora, ecco, ci accompagna Chiara. Allora, vi presentiamo le direttrici del coro, nonché cantanti soliste, Silvia e Katia. Cantante solista Noemi. E adesso vi presentiamo il coro. Carmela, Alessandra, Antonella, Mariana, Lidia, Sara, Lidia, Serena, Giulia, Claudio, Viorica, Ottavio, Queen, Vlad, Natalie, Mariano, Simona e Gildo. Proseguiamo poi con i musicisti. Alla tastiera troviamo Chiara, voce, Christopher, voce e chitarra, Christian alla batteria, Palmiro al basso e Gianna alla chitarra elettrica. Poi vogliamo ringraziare i tecnici Nino, Roberto, Giovanni. Ringraziamo anche il gruppo Monta Smonta. Bravi. Vogliamo ringraziare anche Deborah, che questa sera è anche alla regia e ha fatto la locandina. E anche il gruppo Evangelizzazione, il gruppo Gedeoni. E poi ovviamente vogliamo ringraziare tutta la Chiesa Rifugio in Cristo di Marostica. Veronica e Arianna. Grazie. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo buona serata e per chi desidera fermarsi per due bocconi Oh,